È un momento difficile. Un momento difficilissimo e che mai ci saremmo aspettati di dover vivere. Ovviamente la- il primo momento è di sconcerto anche per il sindaco e poi subentra la preoccupazione di essere in grado di tutelare la propria comunità. È comprensibilmente scosso il primo cittadino di Lamon. Martedì pomeriggio l'eco di spari si è propagato fin sull'altopiano, squarciando la serenità del paese, incredulo e attonito. I rilievi dei carabinieri nella casetta a 2 piani, proprio all'ingresso della frazione di Oltra, si sono protratti lungamente martedì fino a notte fonda. Il via vai di persone e compaesani incessante. Penso che non abbia dormito nessuno questa notte, semplicemente perché non è qualcosa di spiegabile, non è, di notizie brutte capita di sentirne anche della nostra comunità, ma una cosa del genere una persona non è in grado di spiegarcela, se poi deve anche pensare di spiegarla ai bambini, non so come si possa fare, insomma. Perché il pensiero del sindaco è per chi resta, una madre e una figlia dodicenne, private in modo brutale di Riccardo, il loro affetto più caro. È attorno a loro che la comunità si sta stringendo, sospinta dall'iniziativa del primo cittadino e del parroco del paese. Il pensiero adesso è quello di tutelare la privacy di chi è rimasto, cercare di fare in modo che possano vivere il loro dolore e provare a trovare il modo di accompagnare anche i bambini di questa comunità